Piero Sabrina, Enrico Matteo, Francesco, Antelmo Luca, Emilio Lorenzo, Alessandra, Michela Rocco, Fabrizio, Giovanni, Antonio, Marco, Alessandro, Marco, lascio la parola al capogruppo per le telecomunicazioni. Non è un'interpellanza, non voglio portare via il tempo ai componenti dell'opposizione. Vorrei solo fare un appello. Io speravo a voi tutti, ma anche al sindaco che qui rappresenta un po' la città di Cavalli. Io speravo che oggi si risolvessero i problemi dei nostri due marò trattenuti, non so se prigionieri, se ostaggi, troviamo una terminologia giusta è difficile visto tutto quello che è successo in questi 10 mesi. E siccome il sindaco in occasione della festa dei marinai di Santa Barbara ha voluto manifestare una certa volontà di questa città, che tradizionalmente è una città marinara, ma soprattutto è una città che fra i suoi cittadini annovera moltissimi che hanno prestato servizio nel Baglione San Marco e nel Corpo della Marina. E un invito, io non so più a chi bisogna rivolgersi, credo che sia anche superfluo un ordine del giorno, appelli o cose di questo genere, però credo che sostanzialmente la città di Cavalli, proprio per le sue tradizioni al mare, legate al mare, alle tante vite che si sono perse in combattimenti di guerra, e debba sicuramente perlomeno dare un segno. Io credo che probabilmente sia utile nei prossimi giorni addirittura, visto che sia il capo dello Stato, sia il ministro della difesa, tutti si stanno preparando in questa opera di voler a casa i nostri concittadini, i nostri italiani impegnati all'estero. Credo che quasi visto questo attaccamento delle famiglie tavole si possa anche prevedere una lettera ai familiari proprio dell'impegno e della considerazione che Cavalli ha per coloro che operano a diretto contatto col mare, ma soprattutto a servizio della nazione italiana. Grazie per un gruppo. Nomino gli scrutatori nelle persone di Bortoluzzo, Guglielmini e Gini.
giro. Le minoranze, ci sono delle interpellanze da presentare? Capogruppo da no, prego. Io non ho capito la proposta del capogruppo no. L'obiettivo della sua comunicazione è che visto che ho invitato il sindaco a scrivere eventualmente solamente una lettera che manifesti la nostra pressione, la nostra solidarietà, il nostro attaccamento a questa, e poi troveremo la parte della maggioranza, della giunta, della città di Caoro, e quindi credo che chi vorrà adesso è una richiesta nei nostri confronti perché se siete d'accordo di fare adesso Prego, capogruppo da no. situazione interpellanza sulla situazione del ponte Peschereccio. Sulla interpellanza si vuole porre all'attenzione della giunta la situazione di degrado delle banchine del porto Peschereccio. Il porto Peschereccio è noto ai più anziani, ma anche ai più giovani, come Dio per pescheria, anche se più recentemente alcuni siti di pubblicità immobiliare io ho cambiato nome in Porto Piccolo di Caoro. Si vede che ce n'è uno anche di più grande. Comunque lo si vuole chiamare Io interno, Io della pescheria, Io o Porto Piccolo di Caoro. Se non quando passi da luogo si potranno notare vecchi frigoriferi, vecchi bici, attrezzature di vario tipo, amicizia diffusa, che nei periodi estivi qualche animale non domestico si è ricavato la proprietà dalle regole. Nelle situazioni di degrado va contro sia alle norme igienico-sanitarie sia alla civiltà di una cittadinanza interna di barriere architettoniche, in quanto se un disabile volesse fare una passeggiata in alcuni punti non ci sono neanche gli spazi minimi per agire in sicurezza. Aggiungiamo poi la vicinanza al centro storico e la possibilità che se tutto questo spazio fosse tenuto con decoro, anche i turisti troverebbero piacere ad accedere e su tutti i turisti che frequentano il porto Peschereccio di Garo, in Fiori, ma naturalmente anche quello di Chioggia. Se rendiamo conto che nel caso di specie far rispettare le regole rischia di destinare magari campi da porti con bacino di voti molto importanti in sede elettorale. Tuttavia si è aggravato anche a Chioggia, quelle categorie note a essere anche molto tumultuose, e riusciti a disciplinare il fenomeno, non vediamo perché anche a Caoro non si possa arrivare ad una soluzione regolamentare. Come un commerciante qualsiasi non lascia sul marciapiede ciò che serve per la sua attività, essendo costretto a trovarsi un magazzino, avendo in molti casi a portare anche importanti investimenti del economico, anche nel caso in questione non ci si può appropriare degli spazi che sono utili per la cittadinanza, e se necessario anche la categoria dovrà prima o dopo dotarsi spazi idonei per svolgere quelle mansioni connesse all'attività. Nella risposta, l'articolo 16 Consiglio Comunale. Consigliere Sì, prego. Grazie Presidente. Abbiamo parlato di interpellanza sulla proroga delle concessioni demaniali. Credo che sarà un po' lunga perché abbiamo ritenuto che sia opportuno chiarire questa serie di questioni. Dopo anni di infinite discussioni, i disegni di legge arenati o naufragati, mozioni approvate dai due rami del Parlamento, di scioperi e manifestazioni delle categorie, gesti di disperazione estrema da parte degli operatori, nelle ultime settimane tutte le forze politiche, le regioni, gruppi, tanci, gli enti locali e le categorie riescono ad esprimere unità di intenti in riferimento alle richieste del settore del governo, ovvero una legge organica che tenta di formare il settore delle concessioni demaniali marittime e basata sugli stessi principi del disegno di legge presentato dalla Spagna alla Commissione Europea. Questo disegno di legge, che dovrebbe modificare l'attuale legge Costas, compiutamente chiamata legge sulla tutela dell'uso sostenibile del litorale, decide di estendere a 75 anni la durata delle concessioni, in cui certezza di utilizzare la legge vigente in tale materia che nel poco tempo concesso per adeguarsi pregiudicherebbe i diritti acquisiti dai legittimi proprietari delle strutture, la
ha ricevuto il plauso della Commissione europea. Così è citare in tal senso il comunicato stampa di Bruxelles del 3 agosto 2012. Oggi la vicepresidente della Commissione europea e commissaria europea per la giustizia, Viviane Reding, ha accolto con favore l'intenzione annunciata dalla Spagna di migliorare la certezza giuridica dei proprietari di beni immobili lungo la costa spagnola soggetti alla legge Costas. Il scopo è tutelare gli ambiti locali, modificando come demaniale un'area situata lungo l'intera fascia costiera. A dispetto delle aspettative degli operatori delle categorie, il governo italiano riesce a ottenere una disarmante ulteriore proroga di 5 anni rispetto a quella concessa nel 2015 di pari faccia, grazie all'approvazione di un emendamento al cosiddetto decreto Special Bis. Il testo di quest'ultimo merita di essere citato per stabilire la gravità del problema e la totale mancanza di sensibilità a questione. Articolo 34 12. All'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009 250, partito con modificazione della legge 27 aprile 2010 numero 25, il periodo 31 dicembre 2015 è prorogato, le parole fino a tale data sono sostituite dalle seguenti fino al 31 dicembre 2015. In questi ultimi giorni i media hanno dato troppo spazio a notizie in parte incomplete e in parte fuorvianti. Per capirne di fondatezza si ritiene opportuno ricostruire la vicenda. Nel 2009 la Commissione europea apre una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia in materia di affidamento della concessione demaniale marittime. Oggetto della contestazione è il cosiddetto diritto di insistenza, conosciuto come rinnovo preferenziale, che rinnova un atto delle concessioni della Commissione contrastano con i principi di libertà di stabilimento delle imprese comunitarie, titolo 43 del trattato CE, e di imparzialità, trasparenza e pubblicità delle procedure di concessionario, articolo 12 della direttiva 2006/123/CE. La direttiva in oggetto, cosiddetta direttiva servizi, scritta e proposta dall'ex commissario europeo per la concorrenza e il mercato interno dell'Unione Europea, Fritz Bolkestein, approvata all'unanimità dalla Commissione europea presieduta all'epoca da Romano Prodi, non disciplina nello specifico l'ampio settore dei servizi che sappiamo rappresentare bene il 70% del prodotto interno lordo e dei costi di lavoro della maggior parte degli Stati membri, ma si propone con una direttiva quadro, con le poche regole molto generali, e lascia agli Stati membri la decisione su come meglio applicare i principi da essi enunciati. L'obiettivo della direttiva è di eliminare l'ostacolo alla libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri per la libera circolazione dei servizi tra Stati membri, nonché garantire ai destinatari e ai prestatori la certezza giuridica necessaria all'effettivo esercizio di queste due libertà fondamentali del trattato. Seppur approvata all'unanimità, la direttiva viene velocemente criticata in quanto, anche se direttiva quadro, presenta l'orientamento dello Stato civile in Europa a causa dello sfruttamento del potere delle autorità locali, non prevedendo alcuna possibilità di restrizioni nazionali. Basta ricordare che i casi di dumping sociale in Francia e Svezia si sono verificati fenomeni di ribasso delle tutele sociali, di diritti dei lavoratori e livello delle retribuzioni. Altre critiche sono state sollevate in ordine al fatto che gli ostacoli burocratici alla competitività in superficie triennale sono in larga parte le disposizioni prese dalle amministrazioni locali per garantire migliori servizi in termini di garanzie sociali da ambientali, di trasparenza delle procedure, di qualità del servizio, di diritti del lavoro e contenimento delle tariffe. Ma la questione più spinosa riguarda il disposto dell'articolo 16, secondo il quale il fornitore di servizi è sottoposto esclusivamente alla legge del paese in cui ha sede l'impresa e non a quella del paese dove fornisce il servizio. Su questo principio l'Unione Europea rinuncia definitivamente alla pratica dell'armonizzazione con le normative degli Stati, pratica che era finora assunta l'elemento quasi fondativo dell'Unione stessa, creando, secondo alcuni, pericolosi fenomeni di dumping sociale come in effetti si sono verificati. Molti sostengono che la direttiva servizi non abbia raggiunto i risultati che erano stati prefissati. Basta ricordare che la direttiva si inserisce nel programma di Lisbona.
l'occasione del Consiglio europeo della città di Lisbona nel marzo del 2000, i capi di Stato e di Governo, gli Stati membri, avviarono una strategia con lo scopo di fare dell'Unione Europea l'economia più competitiva del mondo, di mantenere la piena occupazione entro il 2010. Ora la crisi mondiale quantomeno obbligherà alla revisione degli obiettivi o perlomeno il loro orizzonte temporale, se non la revisione delle strategie. Tornando alla procedura di infrazione, è bene precisare che rispetto alle notizie apparse sui giornali in tema di concessioni demaniali, l'Italia non ha subito sanzioni dalla Comunità Europea, perché la procedura stessa è stata affidata lo scorso 27 febbraio 2012 a seguito della soppressione del diritto di insistenza da parte del governo, unico oggetto di infrazione. E tantomeno è stato oggetto di procedura all'infrazione la proroga dei 5 anni varata con la legge del 5 2010. Non solo, il commissario europeo Barnier ha dichiarato formalmente al vicepresidente del Parlamento europeo Gianni Pittella in favore delle istituzioni europee per un congruo periodo transitorio. Tenendo conto che le procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia attualmente sono ben 99 sui temi più disparati, cui una risalente addirittura al 92, si comprende il senso delle recenti esternazioni dei alcuni ministri e del ragioniere generale dello Stato, secondo i quali l'ulteriore proroga porterebbe una nuova procedura di infrazione con sanzioni di 650.000 euro al giorno. Merita una riflessione la comprensione del quadro normativo italiano prima della procedura di infrazione. Prima della direttiva servizi il quadro era più certo. Relativamente al rinnovo delle concessioni in essere, escludendo quindi le procedure per il rilascio di nuove concessioni, la situazione normativa aveva di recente subito modifiche che avevano stimolato gli investimenti sugli aerei, fornendo maggiori garanzie agli operatori. La legge 88/2001 aveva introdotto il meccanismo del rinnovo automatico, mentre la legge 296/2006 prevedeva la possibilità di essere titolari di concessioni per una durata non inferiore ai 6 anni, non superiore a 20 anni, in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare, sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni, dando così a colmare, anche se parzialmente, le incertezze lasciate dall'articolo 37 del Codice della Navigazione, che così recitava genericamente a secondo periodo, altresì data preferenza alle precedenti concessioni già rilasciate in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze. Entrate in vigore poi di specifiche leggi da parte delle regioni, alle quali dal 1999 era stata conferita la delega per la gestione delle concessioni demaniali, ha consentito l'approvazione di programmi di sviluppo e piani attuativi, dando ulteriore stimolo agli investimenti. In particolare, intendo, l'entrata in vigore della legge regionale 43 del 2002 sul turismo, che prevede l'obbligatorietà da parte dei comuni interessati di dotarsi di piani particolareggiati dai Regno ha dato certezze anche in campo urbanistico. Quindi, supportati dal diritto di assistenza, gli attuali concessionari affidano sul rinnovo automatico delle concessioni anche fino a 20 anni sulla base degli investimenti e servizi proposti a base di precisi strumenti urbanistici, con evidenti benefici in termini di sviluppo delle aziende, di occupazione, dell'offerta turistica e dei servizi. L'impatto della procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea, ma soprattutto la modifica alla normativa che lo Stato italiano ha operato nel tentativo di adeguamento alla direttiva Bolkestein, è stato devastante e ha gettato nella più complessa incertezza il settore produttivo legato alle concessioni demaniali. Nel 2009 una serie di sentenze di vari tribunali amministrativi regionali del Consiglio di Stato, anche alla luce della procedura di infrazione, hanno di fatto ingessato il sistema legato al rilascio e rinnovo delle concessioni. Poi si aggiunge che i principi comunitari di trasparenza, di non discriminazione, di libertà di stabilimento, di libera prestazione di servizi, espressi nel trattato dell'Unione Europea, sono direttamente applicabili, cosiddetto sanction setting, a prescindere da specifiche norme comunitarie o interne che ne facciano applicazione, che valgono sulle disposizioni dello Stato membro attualmente contrasti connessi, si comprende quale caos regni sulla rovina. Lo Stato italiano, nel tentativo di adeguarsi alle misure comunitarie, ovvero per porre di mezzo la procedura di infrazione,
La legge del dicembre 2010, conversione in legge del cosiddetto decreto mille proroghe, ha abrogato il secondo periodo dell'articolo 37 del codice della navigazione, sopprimendo il diritto di esistenza e il rinnovo delle concessioni e prorogando le stesse sino al 31 dicembre 2015, giocandosi così lo spazio temporale di ben 5 anni l'approvazione di una legge uniforme dell'intero settore con l'obiettivo di tutelare i diritti degli attuali concessionari in osservanza dei principi comunitari. Il risultato è che dal 2009 si sono completamente bloccati gli investimenti nel settore. Ma vediamo i numeri di questo settore. 30.000 aziende, 300.000 posti di lavoro in Italia, un indotto stimato in altri 700.000 posti di lavoro, circa 80 aziende, 400 posti di lavoro nel nostro comune. Queste sono le stime sulle attività che operano sulle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative. A causa poi si deve aggiungere che buona parte delle attività alberghiere hanno costruito le proprie concessioni demaniali il consorzio degli aerei. Il tessuto di questo settore è costituito per la maggior parte da medie e piccole imprese, buona parte della gestione familiare. Come è noto, sono state per anni il motore trainante della nostra economia. La casistica delle concessioni in Italia è molto variegata per tipi di servizi, per morfologia, per utilizzo e per estensione. Si va dai semplici stabilimenti balneari con pochi metri quadri, caratteristici bagni della Romagna, ai campeggi con migliaia di posti letto come il comune di Cavallino, fino ad intere strutture alberghiere caratteristiche della Liguria e della Toscana. Fino al 2009 la maggior parte degli operatori ha potuto notevoli investimenti economici in opere pubbliche, servizi molte volte a richiesta delle amministrazioni locali, per un monitoraggio costante del territorio sia da un punto di vista ambientale che della pubblica sicurezza della realizzazione. È evidente che la mancanza di una corretta gestione della problematica comporterà la costituzione di un importantissimo settore della nostra economia. Tenendo conto che la procedura di azione è stata comunicata al governo italiano nel gennaio 2009, ormai 4 anni che il settore è stato indietro alla normativa nell'incertezza totale. A livello motivo di scontro tra Stato e operatori, per quale, a parte alcune notevoli eccezioni, la politica sta attualmente dando dimostrazione di inefficienza, riguardo ai rischi concreti ed attuali, il venir meno del rinnovo automatico dei titoli concessori in assenza di un'adeguata disciplina transitoria forse era più probabile pesante contenzioso del danno dello Stato da parte dell'attuale concessionario. Gli operatori, infatti, nel caso in cui non venisse approvata una adeguata e ragionevole disciplina transitoria, sono già pronti ad adire la giustizia italiana ed eventualmente europea per la tutela dei loro diritti, ovvero della proprietà delle aziende che verrebbero di fatto illegittimamente confiscate, ancorché legittimate nella precedente norma recentemente approvata, con gravi conseguenze economiche in danno dello Stato ben superiori delle paventate sanzioni europee. Altro timore degli operatori, non di buona importanza, è la probabilità di contenziosi amministrativi che si potrebbero generare vista l'attuale normativa italiana, danno sia degli operatori che dei servizi locali. Vale la pena ricordare che nel comune a noi vicino il tentativo di riordino delle concessioni demaniali da parte dell'amministrazione locale, iniziato nel 2004, ha generato una serie di contenziosi ancora lungi dall'essere definiti, che hanno comportato per anni il rilascio di concessioni demaniali che durate più un anno, a stagioni già iniziate, con l'allestimento degli arrivi per i soli mesi centrali. In un'occasione la parte centrale dell'arrivo non è nemmeno stata concessionata. Questo rischio non è poi sulle moto di cacao, visto che le procedure per la selezione di alcuni comparti sul nostro arrivo sono state oggetto di altrettanti consentati, oltre a quello ancora pendente sull'approvazione del piano particolareggiato degli anziani. Immaginate l'aspetto di cavole di stagione non liberata, senza i servizi di pulizia e di salvataggio, senza ombrelloni destinati ai nostri turisti. Ricordate infatti che il seguimento di una concessione demaniale da parte di un operatore permette a quest'ultimo una remunerazione economica frutto della sua attività. Di contro non vanno dimenticati gli obblighi e le condizioni fiscali a cui è soggetto che vale la pena ricordare. Pulizia annuale degli arenili, spianamenti dei regolamenti stagionali, servizi di salvataggio,
servizi richiesti dall'amministrazione concedente, pagamento del canone concessorio, della via, dell'IMU, di vanzelli comunali, provinciali, regionali, per l'imposta sovente. Come tutte le altre, anche le attività di questi operatori sono sottoposte ai controlli della polizia locale, della porto, della Guardia di Finanza, dell'Agenzia del Trato, dell'AS, dello SPIS, del SINE, dell'Ispettorato del Lavoro. E poi finora le procedure di assegnazione di concessioni non chiare potrebbero essere oggetto dell'attività di riciclaggio purtroppo ormai radicate nel nostro tessuto economico, come dimostrano le recenti vicende di cronaca. Molte sono le ipotesi di soluzione che devono necessariamente passare per una revisione organica per la parte demaniale del codice della navigazione, lontano il 1942. Poi varie problematiche, modalità di affidamento delle concessioni, apertura delle opere, canoni, curata, fattispecie istintive e modificative, delimitazioni, modalità dei soggetti titolari delle funzioni, sono ormai obsolete rispetto al nuovo assetto istituzionale e comunitario. Innanzitutto va chiarito che se la direttiva servizi va effettivamente applicata al settore turistico, balneare e ricreativo. La direttiva servizi Bolkestein è rivolta ai servizi pubblici, le attività che gli stati e gli enti territoriali delegano a loro partecipate o a imprese private che svolgono servizi diretti a favore della collettività che essi stati o enti non possono o scelgono di non svolgere, come ferrovie o ospedali. Secondo alcune interpretazioni, quindi, non è idoneo disciplinare le imprese balneari che utilizzano una pubblica superficie quale strumento aziendale offrendo un servizio privato e non pubblico. Gli stabilimenti balneari sono stati riconosciuti come imprese turistiche dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001 numero 133, la quale ha risolto l'incertezza in tal senso. Le altre proposte plausibili vi è l'istituzione di distretti turistico-balneari. La loro natura sarebbero esclusivi dalla direttiva servizi, di contro fruirebbero delle agevolazioni previste per i distretti o per i contratti di imprese. L'altra soluzione prevede la promozione delle procedure di edilizia pubblica anche sulla scorta di alcune norme regionali, come quelle della nostra regione, uso classe comunitario, un meccanismo simile al Cross Finance, dove il richiedente di nuova concessione propone un progetto di investimenti interni economici come cambio della concessione, esperienza da applicare e iniziali di qualità dell'attività, criteri come salute pubblica, politiche sociali, ambientali, della salvaguardia del patrimonio culturale. Gli altri sono collegati all'interesse generale, a cui ovviamente considerato la durata delle concessioni al prendo di fatto di procedimento. Chiunque può partecipare a concorsi migliorativi riservando al proponente il diritto di migliorazione sulla proposta accettata dall'amministrazione concedente. In caso di assegnazione al nuovo concessionario, quest'ultimo dovrà corrispondere alla precedente il valore dell'azienda esistente relativamente stimato. Non abbiamo notizie su come si stia adoperando l'amministrazione di questo tema. Di recente abbiamo letto sui giornali, quindi sul sindaco e la signora vice sindaco, merito l'approvazione della recente proroga di 5 anni, secondo i quali tale norma sarebbe un intervento palliativo, la norma europea non sarebbe abolita definitivamente. In contraddizione con quanto affermato in campagna elettorale, dove nel programma si leggeva l'attuazione del piano particolarizzato delle aree minime mediante i procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla legislazione comunitaria nazionale e regionale. Si chiede pertanto quale sia la reale posizione dell'amministrazione. Inoltre, connessione rapporti con le maggiori categorie a livello locale nazionali, quali FIBA con esercenti, Asso Balneare con Fiducia, CNA Balneatori, Sindaco con Commercio, enti quali ANCI, settore del mondo marittimo, Regione del Veneto, Governo italiano e Commissione europea. Si chiede se nel recente viaggio a Bruxelles, il suo sindaco e la sua vice sindaco hanno avuto modo di portare l'argomento con i rappresentanti della Commissione del Parlamento europeo. Preso atto dell'interesse generale della tematica, della necessità di tutelare le nostre aziende per la loro specificità, dei servizi diretti e indiretti che per decenni hanno erogato ed erogano la nostra comunità, si chiede di portare all'attenzione di questo Consiglio un ordine del giorno che impegni il sindaco della Giunta Comunale
chiede al Parlamento e al Governo la revisione della normativa sulle concessioni demaniali, mediando alle problematiche evidenziate e assicuri i seguenti contenuti essenziali rispetto ai principi comunitari che vuole richiamare. Partecipazione delle categorie ai processi decisionali che porteranno alla stesura e approvazione della nuova norma, approvazione di una norma chiara che possa stimolare gli investimenti nel settore delle concessioni demaniali marittime, in tutela delle attività esistenti e delle loro specificità, nonché in tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale e della salute pubblica. Si chiede risposta ai articoli 16 dell'ordine costituzionale. Gruppo politico. Grazie Presidente, buonasera. Le recenti violente perturbazioni, accompagnate dalle gareggiate autunnali, hanno lasciato i propri segni sulla diga foranea, ma hanno lasciato anche ingenti quantità di cosiddetto spiaggiato lungo la linea di campo, stazioni comprese. Certamente la quantità di materiale depositato lungo la spiaggia non proviene esclusivamente dal territorio comunale, ma anzi è portato dai fiumi che raccolgono quanto incontrato lungo il corso che li porta a sfociare in mare, ove poi le correnti e le onde provvedono a depositare tutto lungo la nostra spiaggia. Lo scenario che si presenta nei giorni successivi a tali fenomeni è decisamente impressionante, ma anche imbarazzante per una località che vuole offrire turismo tutto l'anno. Tanto i cittadini quanto i turisti, anche solo pendolari o domenicali, passeggiando lungo la spiaggia si vedono costretti a evitare tronchi, rami, erbacce e quant'altro viene lasciato dal mare sull'arenile, con buona pace per la pulizia e la salubrità dello stesso della località. Alla luce di un tanto e del fatto che la situazione descritta è reale e poco consona a rispondere all'esigenza di promuovere una moderna e sicura località balneare come è la nostra cittadina, anche alla luce del recente protocollo d'intesa sul demanio marittimo, si chiede a questa amministrazione di conoscere in merito quali siano gli obblighi vigenti per i concessionari in ordine alla pulizia anche invernale dell'arenile, quali siano i concessionari attuali, quali siano i comparti degli stessi concessi e come intende risolvere la problematica in questione questa giunta, anche e fino a quando entrerà in funzione l'impianto per il trattamento dei rifiuti non pericolosi localizzato a San Gaetano e di recenti istituzioni. Si chiede altresì di conoscere quali azioni siano state intraprese o allo studio di questa amministrazione e quali forze e risorse intende impiegare per contrastare lo spiacevole fenomeno sopra descritto per salvaguardare e valorizzare l'arenile Carlotto anche nel periodo invernale. Capogruppo commisso, prego. Grazie, buonasera. Una interpellanza e una mozione assolutamente analoga a quelle che ha appena presentato il capogruppo politico. Interpellanza sullo stato di pulizia delle arenili di Caole. In questo periodo ogni anno i detriti depositati sulle arenili di Caole a seguito delle mareggiate devono essere asportati al fine di dare ricovero e pulizia alle nostre spiagge e permettere una sana fruizione ai residenti e anche ai numerosi turisti che di domenica e nelle altre giornate estive frequentano la nostra località. Le ormai imminenti festività natalizie impongono di presentare ai nostri ospiti il prodotto Caole nel più decoroso dei modi, come spiagge pulite. Il servizio di pulizia degli arenili in passato è sempre stato effettuato dal Consorzio Arenili, concessionario di ampia parte delle due spiagge del Consorzio. Si risulta però che lo stesso Consorzio Arenili quest'anno non possa espletare tale servizio perché non ha a disposizione un sito al quale conferire il prodotto spiaggiato. Si risulta anche che il Consorzio Arenili non possa intervenire in quei comparti, per esempio DSL, la Sacchetta, di recente assegnazione a ditta privata e sul quale pende il ricorso al TAR da parte dello stesso Consorzio Arenili avverso la procedura d'asta. Inoltre, più passano i giorni, più gli eventi meteorologici contribuiscono ad amalgamare lo spiaggiato, in gran parte residui di arbusti e alghe con la sabbia, rendendo più complessa e costosa la raccolta. Si interpella pertanto l'amministrazione comunale perché dia pronte risposte a questo problema, anzitutto indicando il sito nel quale conferire il cosiddetto spiaggiato e parimenti individuando le responsabilità per la pulizia nelle zone non in concessione Consorzio Arenili, in primis il comparto della sicurezza. Grazie. Poi la proposta di una mozione sulla gestione economica del cosiddetto spiaggiato. È datato 14 dicembre 2012 in un comunicato stampa del Comune di Caole
che ci informa del protocollo d'intesa firmato dai sindaci dei comuni del litorale Veneto sul coordinamento della gestione delle funzioni demaniali trasferite dalla Regione Veneto ai comuni in base alla legge regionale 33 del 2002. Nel comunicato si legge che risulta fondamentale il lavoro di coordinamento tra tutte le amministrazioni locali della Regione Veneto, mettendo in atto una collaborazione finalizzata alla realizzazione di iniziative coordinate per la gestione uniforme della materia e per lo sviluppo di proposte congiunte. Alla fine del comunicato il sindaco dichiara di voler perseguire tali collaborazioni con le finalità precise di ottenere risparmi economici e soluzioni migliori. Abbiamo come gruppo consigliare già più volte in passato sollevato il problema economico dello smaltimento del cosiddetto spiaggiato. È noto che la quantità di materiale raccolto nelle nostre spiagge incide pesantemente nella TIA, la tariffa di igiene ambientale. Alcuni dati riportati dall'assessore Alemanno del Consiglio Comunale indicano per anni particolarmente penosi, quali sono stati il 2008, il 2009 e il 2010, quantità di oltre 4.000 tonnellate, con punte di 4.800 tonnellate di materiale spiaggiato annualmente conferito a discarica. È chiaro che su un totale di circa 20.000 tonnellate di materiale raccolto e portato a conferimento, che costano ai cittadini del comune di Cavo e frazioni comprese oltre 7 milioni di euro, il costo dello spiaggiato incide per almeno un quinto ogni anno, ossia per una cifra attorno a 1,5 milioni di euro. È altrettanto vero e indiscutibile che non una foglia, non un sacchetto di plastica, assolutamente nulla del materiale spiaggiato può derivare dal territorio comunale, essendo esso completamente posto al di sotto del livello del mare, evita scaricare dei fiumi, i primi stagliamenti o evidenza grandi quantità di materiali di ogni tipo provenienti nel nostro caso dalla regione Friuli. Nelle stesse identiche condizioni si trovano anche, non avendo noi a disposizione i dati relativi allo spiaggiato e alla TIA, tutti gli altri comuni del litorale Veneto, firmatari del protocollo di intesa di cui sopra. I comuni di Cavallino, Treporto, Chioggia, Astrea, Jesolo, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, San Michele a Tagliamento e Venezia sono tutti posti sotto il livello del mare, in aree di bonifica e idraulica, e sono costretti a raccogliere lo spiaggiato che nessuno di loro contribuisce a formare. Siamo tutti noi cittadini dei comuni del litorale al piano terra di un condominio nel quale i condomini del secondo piano in su buttano abitualmente i loro rifiuti organici e non fuori dalla finestra. Individuiamo perciò in questo protocollo firmato da pochi giorni il luogo proprio per una discussione che porti il problema dello spiaggiato all'attenzione delle autorità regionali di Veneto e Friuli Venezia Giulia, al fine di alleviare ai cittadini del litorale l'enorme e sempre più costoso peso della via. Si invita perciò questo il Consiglio Comunale ad approvare la seguente mozione. Il Consiglio Comunale di Cavo dà mandato al Sindaco di Cavole, all'interno del protocollo di intesa sul demanio marittimo stipulato il 13 dicembre 2012 con i comuni del litorale Veneto, Cavallino, Treporti, Chioggia, Erclea, Jesolo, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, San Michele a Tagliamento e Venezia, di portare all'attenzione delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia il problema dei costi di smaltimento del materiale spiaggiato, così come sopra descritto. Il Sindaco si impegna a portare in discussione l'argomento e alla prima occasione utile e a riferire al Consiglio Comunale. Grazie. Interpellanze? Procediamo ora alla discussione al primo punto all'ordine del giorno. Diamo risposta all'interpellanza presentata dalla Civica per il Cambiamento Antonio Zanò, delucidazioni in merito alla situazione della casa di riposo da Moschetta, in relazione all'assessore Anterno. Consiglio Comunale del 15 novembre 2012, interpellanza, delucidazioni in merito alla situazione della casa di riposo da Moschetta. Letto quanto apparso sui giornali, il 20 di ottobre, dove la Regione Veneto, per il tramite dell'assessore ai servizi sociali di San Giotto, iniziava la chiusura della casa di riposo da Moschetta e la controreplica del sindaco Friuli che assicurava in merito alla circostanza contraria, noi della Civica per il Cambiamento, preoccupati per le sorti del precedente servizio, nonché della sorte dei dipendenti della stessa, chiediamo alla Giunta, a fine di tranquillizzare la cittadinanza, alcune delle assicurazioni in merito, statica dell'edificio, servizio a norma, rapporto con la Regione in particolare con l'assessore ai servizi sociali, rapporto tra pazienti e volumi della casa di riposo, situazione oggettivo sanitaria della struttura, canone di locazione e anche l'azienda speciale messa alla causa del patrimonio israele per l'utilizzo della struttura. Si chiede una risposta ex articolo 16, eccetera, eccetera. Con riferimento alla vostra interpellanza del 15 novembre 2012, riguardante delucidazioni in merito alla situazione della casa di riposo da Moschetta, si comunica in relazione a quanto segue.
non ci sarà nessuna chiusura della struttura e il livello occupazionale è garantito. La staticità dell'edificio a seguito dei lavori eseguiti nel periodo 2011-2012 risulta norma. I servizi sulla norma, rapporto tra pazienti e volumi della casa di riposo ed è autorizzata al funzionamento per 86 posti non autosufficienti e 3 per centro diurno non autosufficienti. Per ottenere l'accreditamento, il riconoscimento di spendere le quote sanitarie regionali parte integrante della retta, è necessario ampliare la struttura per ottenere la superficie funzionale prevista dalla legge regionale 22 del 2002. Il progetto esecutivo di ampliamento è stato approvato dalla Camera del Patrimonio e a breve saranno reperite le risorse per eseguire i lavori. Tutti i controlli igienico-sanitari effettuati dai vari organismi competenti hanno dato esito positivo. L'azienda speciale ha versato alla Camera del Patrimonio i seguenti canoni di affitto: 2007 euro 55.000, 2008 euro 60.000, 2009 euro 60.120, 2010 euro 62.136,76, 2011 euro 80.000. Per il 2012 il canone è in attesa di definizione. I rapporti con l'assessore dei servizi sociali della Regione Veneto sono basati sulla collaborazione e cordialità e allo studio con il funzionario regionale una soluzione per cercare di prorogare, in quanto i lavori già cantierabili, l'implementazione delle fasi di adempimento alla legge regionale 22 del 2002. Grazie Assessore. Passiamo alla seconda interpellanza. Sempre presentata dalla Civica per il Cambiamento Antonio Zanò, mercato settimanale in centro storico. Relazione all'assessore Gusto. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, in risposta all'interpellanza sul mercato settimanale in centro storico, l'amministrazione comunale condivide lo spirito e le motivazioni dell'interpellanza presentate dalla lista civica per il Cambiamento Antonio Zanò, dell'oggetto appunto del mercato settimanale in centro storico. La questione infatti è allo studio dell'amministrazione fin dal momento del suo insediamento. Le questioni emerse in relazione all'argomento sono le seguenti. Il mercato settimanale annuale del capoluogo costa 99 posteggi, di cui 17 dedicati al settore alimentare, 78 al non alimentare e 4 per i produttori agricoli. I posti hanno dimensioni variabili che vanno da 38,5 metri quadrati a 77 metri quadrati e complessivamente occupano una superficie di 4.380 metri quadrati, oltre ai quali vanno aggiunti gli spazi necessari per assicurare un'idonea viabilità pedonale e il transito per i mezzi di soccorso. Per l'eventuale trasferimento anche solo per il periodo invernale del mercato, il Comune deve, secondo i criteri approvati con deliberazione di Giunta regionale 2013 del 2005 e gli applicativi della legge regionale 10 del 2001 in materia di commercio sulle aree pubbliche, tener conto dell'ampiezza del mercato, delle esigenze di pubblica sicurezza, del traffico veicolare, degli aspetti urbanistico-architettonici e non ultimo igienici sanitari. Inoltre alle valutazioni sull'ampiezza del mercato, il Comune deve adottare queste soluzioni che possono assicurare agli operatori di disporre un posteggio avente le stesse dimensioni di quello attualmente occupato. In considerazione di tutti questi elementi si rende necessaria un'attenta e approfondita valutazione. Questa amministrazione tende a effettuare, insomma, è intenzione di proseguire questa vostra intenzione che era approvata per la nostra intenzione. Gruppo Zanò, Carlo. Grazie della proposta, mi fa piacere che parte dell'amministrazione ci sia il desiderio di quantomeno di rivitalizzare il centro storico durante il periodo invernale. Per quanto riguarda il problema dei parcheggi, credo possa essere risolto facilmente, visto che ci sono parcheggi vuoti durante il periodo invernale, i nostri parcheggi sotto la piazza municipale, quindi se questo è un problema direi che potrebbe essere anche superato. Io proprio le auguro di avere il coraggio di riuscire a portare il mercato in centro storico, cercare di superare quelli che sono gli ostacoli burocratici
Adesso ci sono sempre quando vogliamo cambiare qualche cosa, però se c'è la volontà politica di farlo, credo che il mercato si possa trasferire durante i mesi invernali, facendo storico di quello che io regalo e mi auguro. Grazie. Grazie. Passiamo alla terza interpellanza, presentata sempre dalla civica del cambiamento Antonio Zanon. Tutela della residenzialità, idea e condivisione del progetto di Via del Nord. Relazione al sindaco. Grazie Presidente, si risponde all'interpellanza della lista civica per il cambiamento presentata nel corso del Consiglio Comunale del 29 novembre 2012 avente ad oggetto tutela della residenzialità, idea e condivisione del progetto di Via del Modo. Preliminarmente si evidenzia la singolarità dell'interpellanza che nella sua articolazione non riguarda un solo argomento ma tocca diversi aspetti, tra loro in parte scollegati e comunque attinenti a diverse tematiche. Con la domanda finale, peraltro, l'unica che qui conta, viene richiesto alla Giunta Comunale quali misure la stessa abbia in programma a tutela dei giovani residenti e delle imprese del territorio, sia a breve che a lungo termine. Questa amministrazione comunale è alquanto scettica sulla possibilità di adottare specifiche misure dirette ad agevolare una parte della popolazione. Ci si riferisce al caso citato relativa alla legge della Regione Friuli Venezia Giulia numero 16 del 2011, sulla cui legittimità non è sufficiente la pronuncia della Commissione Europea di Bruxelles, ma il parere della Corte Costituzionale espresso tramite una sentenza presso la quale il Governo ha già ricorso in data 14 febbraio 2012 e la cui sentenza stessa ad oggi non è ancora stata depositata. Buon senso fino ad allora consiglia di aspettare per togliersi il sassolino dalla scarpa. Questa amministrazione ritiene che l'approvazione del piano di assetto del territorio, un piano degli interventi che rappresenterà l'elemento operativo della pianificazione comunale, sarà possibile individuare le aree nelle quali localizzare la residenza stabile e dove si potranno utilizzare eventuali strumenti atti a favorire gli interventi miranti ad incentivare la residenzialità, edilizia residenziale popolare, accordi di pianificazione e quant'altro. In ogni caso, l'amministrazione comunale ritiene di aver già dato un segno concreto riducendo l'aliquota IMU sull'abitazione principale ad una misura tale che buona parte dei contribuenti è stata esonerata dal pagamento del tributo. Peraltro, se la legge di stabilità attualmente in discussione confermerà quanto promesso circa la devoluzione ai comuni dell'introito dell'IMU, sarà possibile valutare eventuali ulteriori riduzioni dell'aliquota per l'abitazione principale. Grazie Sindaco. Passiamo alla prossima interpellanza, presentata dalla Civica per il Cambiamento Antonio Zanon, parcheggio municipio. Relazione all'assessore Teso. Sì, sull'interpellanza presentata dalla lista Civica per il Cambiamento si chiedeva di poter avere il raggruppamento unico di formato per tutti i tipi di parcheggi presenti nel territorio. In risposta all'interpellanza presentata appunto dalla lista Civica per il Cambiamento nella seduta del Consiglio Comunale del 29 novembre scorso, noi come amministrazione siamo convinti e sicuri che nelle città da voi assunte come esempio, quindi Roma e Milano, l'abbonamento per parcheggiare ovunque, linee blu e nei parcheggi coperti e sorvegliati, la tariffa annua sia ben superiore a quella da voi riportata a 700 euro. Comunque si fa presente che sia sotto il municipio che nel parcheggio Montigliano di via dell'Astese, seppur di proprietà e gestito dalla Causa del Patrimonio, i parcheggi sono coperti e ben sorvegliati da videocamere e da un sistema elettronico di entrata e uscita, per cui risulta difficile operare con un biglietto unico, valido sia per questo tipo di parcheggi che per i parcheggi lungo le strade. In secondo luogo, questa amministrazione non ha mai ricevuto richieste per il rilascio di un unico abbonamento,